Pedemontana, l'ira di Zaia per l'indagine ambientale voluta dal ministro Costa. Ci hanno trattati come delinquenti. Con un sistema del genere questo paese è destinato a crollare. Poi lo sfida, se è così bravo faccia un decreto FAS 0 per tutte le acque italiane. Olimpiadi 2026, a un mese esatto dall'annuncio ufficiale, la commissione di valutazione del CIO pubblica il report su Cortina Milano e Stoccolma e la candidatura Veneto-Lombarda è quasi sul traguardo della vittoria. Nuovo ospedale di Padova Est, via libera dell'INAIL, le richieste di regione e azienda ospedaliera, si sblocca la procedura per il finanziamento da 450 milioni. Il centro storico a Venezia, cittadini pronti a dare una lezione alla baby gang che continua a seminare il terrore, a quanto pare per noi, è l'ultimo caso 2 notti fa. Sciopero globale per il clima, migliaia in marcia in tutte le piazze venete per il secondo appuntamento di Fridays for Future, traffico paralizzato nei centri principali. La conferma di un maggio anomalo, il caldo torna a farsi sentire, ma il weekend dei prossimi giorni saranno ancora all'insegna dell'estrema instabilità. L'artista Banksy continua a far parlare di sé a Venezia dopo la cacciata alla piazza San Marco, c'è stato l'invito ai municipi e ora si sa che un recente graffito è opera sua. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque il tema della Pedemontana, con le durissime parole del governatore del Veneto Luca Zaia oggi, questa mattina nel Trevigiano, rivolte al Ministero per l'Ambiente, al Ministro Costa per l'Ambiente, che ha rivendicato di aver voluto indagine ambientale sulla Pedemontana. E oggi dunque le parole molto forti del governatore, che ha lanciato anche un guanto di sfida allo stesso ministro. Questo paese è destinato all'oblio e alla paralisi. È questa l'amara considerazione del governatore del Veneto dopo la decisione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulla presenza di rifiuti nel cantiere della Pedemontana. Una storia che oggi Zaia ha raccontato così ai cittadini, partendo dallo scavo di 5 metri previsto per i tratti in trincea. Facendo questo scavo abbiamo incrociato una decina di discariche abusive. Cos'è che accade? Che tu quando incroci i rifiuti, sono rifiuti solidi urbani, fai lo scavo, fai tutta la bonifica perché vai sul buono, dopodiché essendo uno scavo fai la parete in calcestruzza, no? Perché se voi guardate le autostrade in trincea hanno tutta la parete, quando andate nei sottopasso c'è la parete in cemento armato. Sono riusciti a far passare l'idea che qualcuno ha trovato i rifiuti, notte tempo, li ha cementati, no? Come i mafiosi che cementano i loro nemici dentro le colonne, vi ricordate i film? Il ministro dell'ambiente, che sa che la regione lavora in totale trasparenza, sa che abbiamo nominato come commissario della Pedemontana il vice avvocato generale dello Stato. Il ministro lo fa, dichiara il ministro Costa che il meetup, voi sapete dove è il meetup, cioè i somministanti di grillini, non so che papi ha, gli manda un video e lui cos'è che fa? Manda la procura, ne manda i carabinieri, cioè blocchiamo la Pedemontana, quando bastava alzare il telefono e gli davamo le analisi, le davamo tutto, perché comunque è tutto sotto la luce del sole, ma di fatto lei è sotto la luce del sole. E proprio per questo il governatore lancia una vera e propria sfida al ministro su un altro fronte caldo in tema non solo ambientale. Gli chiedo che domani mattina, è una sfida ufficiale, anzi oggi va in, come ha fatto Luca Zaia, va nel suo ministero, perde 5 minuti, guardami bene, 5 minuti, va in ufficio, prende, firma un bel decreto e mette il limite dei FAS a 0 in tutte le acque italiane. Allora, siccome il Veneto l'ha fatto a rischio e pericolo suo e si è beccato 43 ricorsi, mi chiedo come mai il ministro non lo fa, così ci dà una mano a sostenere anche i nostri ricorsi. Grazie. Intanto c'è una buona notizia per la corsa alle Olimpiadi invernali 2026 Cortina Milano, perché il Comitato Olimpico, o meglio la commissione di valutazione, quella che è giunta anche in Veneto poco più di un mese fa, ha pubblicato oggi i report sia su Milano Cortina che su Stoccolma e le notizie sono davvero buone. Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiadi di successo includono una chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Cortina Milano soddisfa tutti questi criteri.
Si scrive report del CIO, si legge promozione su ogni fronte e, con tutta probabilità, la vittoria della candidatura veneto-lombarda. Scongiuri legittimi, anche perché la decisione finale arriverà a Losanna il 24 giugno, ma due indizi fanno una prova e il rapporto del Comitato Olimpico sulle avversarie in lizza parla chiaro. Cortina Milano dà garanzie, Stoccolma no. In queste ore la pubblicazione della commissione di valutazione guidata da Octavian Morario, che tra il 2 e il 6 aprile visitò la nostra regione. It's not very difficult to see that there's a lot of interest here, a lot of support, a very warm welcome. 47 pagine su Cortina Milano e diversi punti chiave. Primo, il sostegno. Unito a tutti i livelli, scrive il CIO, governo, settore privato, società civile, nonché una percentuale elevata di sostegno pubblico, 83% contro il 53% degli svedesi. Secondo, le possibilità di successo. I giochi, scrive la Commissione, rappresenterebbero una vetrina per il nord Italia, con luoghi iconici e bellissime ambientazioni che si estendono dal centro storico e le piazze alla moda di Milano fino alle vette e ai villaggi di montagna delle Dolomiti. Terzo, struttura e sostenibilità. Scrive ancora il CIO, Cortina Milano propone giochi a basso costo, pienamente in linea con l'Agenda 2020, con il proposito di usare il 93% delle sedi di competizione già esistenti o temporanee. Dall'altra parte c'è Stoccolma che, annuncia il CIO, ha deciso di non firmare il contratto come città ospitante, dichiarando di poter affittare le strutture sportive necessarie per i giochi, ma soprattutto gli svedesi devono ancora presentare le garanzie vincolanti per le nuove strutture, il villaggio olimpico, l'ovario per il pattinaggio di velocità e le sedi del biathlon e dello sci di fondo. Insomma, è luce verde, ultimo chilometro prima del filo di lana, e Cortina Milano guarda la sua avversaria staccata dietro le spalle. Un'altra importante notizia che riguarda il futuro del nuovo ospedale di Padova Est, via libera dall'INAIL, infatti alla procedura per il finanziamento di 450 milioni di euro, con una comunicazione alla Regione Veneto e all'azienda ospedaliera di Padova. L'INAIL ha avviato infatti le procedure con cui risponde di fatto affermativamente alla richiesta inviata a suo tempo dal Veneto di accedere a un finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova Est. Ora la parola passa alla stazione appaltante, che dovrà approfondire e definire compiutamente tutte le modalità tecniche e burocratiche per accedere al finanziamento. Entro il 28 giugno l'azienda ospedaliera invierà le specifiche richieste. E adesso il clima che torna a farsi sentire, o meglio i ragazzi del clima che tornano a farsi sentire. Fridays for Future, il secondo appuntamento oggi in tutte le piazze del Veneto. Vediamo com'è andata a Padova. Oggi ci riprendiamo la stanga, la rotonda Fagiolo, perché è un simbolo di Padova, è un simbolo dell'inquinamento che a Padova rende sovrano. In centinaia hanno invaso pacificamente la grande rotatoria Fagiolo della Stanga, uno dei punti più trafficati di Padova. Canti, balli e slogan per chiedere più attenzione alle politiche ambientali e per occupare, bloccando il traffico, lo snodo dove quotidianamente si riversano migliaia di auto che oggi invece silenziose si sono fermate per lasciar passare la manifestazione Global Strike for Future, lo sciopero globale per il clima lanciato dalla piccola svedese Greta Thunberg. Anche Padova, come altre 130 città italiane, ha aderito all'iniziativa che già lo scorso 15 marzo aveva portato in piazza oltre 20.000 persone. Non c'è un pianeta B, noi vogliamo questo qui! I ragazzi chiedono misure urgenti in materia di sostenibilità e di ripensare alla mobilità. Il corteo, partito dalla stazione, quando è arrivato alla Stanga ha simbolicamente piantato 3 alberi in mezzo alla rotonda. Meno auto, più verde, hanno ribadito i manifestanti, che poi si sono stesi a terra per protesta, simulando i morti provocati dall'inquinamento. Dalla Stanga poi si sono diretti verso Palazzo Moroni per chiedere lo stato di emergenza climatica. Uno striscione è stato legato al ponte pedonale che attraversa via Venezia. Fermare il cambiamento climatico, prima che lui fermi noi! Non abbiamo più tempo, scandiscono i giovani con le facce dipinte di verde. La politica non può più rinviare decisioni importanti per ridurre le emissioni di gas. Misure chieste a livello nazionale ma che si devono tradurre anche in atti concreti a livello locale. Per questo nella notte c'è stata un'azione simbolica che ha riguardato uno dei temi caldi della città, il parcheggio Prandina, che è stato chiuso con dei lucchetti e il suo cancello rivestito con uno striscione chiuso per sciopero globale. E a proposito di ambiente, continua la instabilità climatica di questo maggio davvero anomalo. Le temperature, come abbiamo potuto sentire un po' tutti, si sono rialzate, ma questo non ci mette a riparo da nuove piogge in arrivo. Sentiamo allora cosa ci dice il meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli.
Il malanno di questi ultimi periodi meteorologicamente è stato grave, una quantità di pioggia molto alta, temperature nettamente al di sotto della media, quindi un malanno grave la cui guarigione richiede un po' di tempo. Siamo in via di guarigione, però ripeto è lenta, abbiamo già visto i segnali, temperature sono cresciute, il cielo in parte si è rasserenato. Però non siamo ancora guariti, quindi l'anticiclone è piuttosto arretrato, quindi permette delle incursioni di sistemi perturbati, anche se di rami di sistemi perturbati, quindi questo segna il tempo per questo fine settimana. Prevediamo infatti per domani una nuvolosità che ancora ci interesserà, anche qualche rasserenamento, comunque complice il caldo, quindi le temperature che crescono velocemente, un po' di instabilità, avremo possibilità nella seconda parte, ripeto, di domani, di qualche precipitazione ma non diffusa, più piovasco, qualche temporale, ripeto, ma molto sparso. Poi la situazione migliora di nuovo e per domenica la stessa cosa, il cielo rimane in parte interessato da nubi e poi nel corso della giornata, ripeto, soprattutto nella seconda parte per il caldo anche, lo dico ancora una volta, potremmo avere qualche fenomeno di instabilità, nulla di più. Purtroppo poi lunedì c'è un peggioramento, questo sì, passa un ramo di sistema perturbato e poi il tempo continua con una certa instabilità e le temperature si abbassano un po' perché il cielo rimane abbastanza interessato da nubi, quindi minime intorno ai 13-14 gradi, le massime intorno ai 20, 22, 23 gradi. Allarme tra la popolazione di Marghera e di buona parte di quella di Mestre durante la giornata per un odore acre e non piacevole nell'aria. I vigili del fuoco hanno comunicato che era in corso una lavorazione programmata di olio usato da cucina presso l'ENI. Una produzione odorosa, ma riferiscono sempre fonti dei vigili del fuoco, innocua per la popolazione. Le eccedenze del processo sono finite nella torcia generando questo odore. Il SUEM ne era stato informato, l'odore si dovrebbe percepire fino a tarda sera. Adesso dalla terraferma al centro storico dove si continua a vivere l'incubo baby gang, solo 2 notti fa l'ultima aggressione, ma i cittadini a quanto pare sono pronti a dare anche una lezione a questi ragazzini. Però qua bisogna fermarli, cioè o li ferma la madama o questi si stanno organizzando per ciaparli e veramente cambiargli i connotati. Cioè ci si fa un po' di giustizia da soli. A questo punto, scusa, a questo punto sì, arrivati a questo punto gli adulti si stanno muovendo abbastanza velocemente. Torneranno i vendicatori? A sentire il tabaccaio di Campo San Polo, Venezia sarebbe pronta a reagire contro la baby gang e contro l'andazzo che sta prendendo il centro storico e nella fascia di età dei cinquantenni avrebbe qualche giustiziere che a suon di ceffoni vuole mettere fine alle aggressioni notturne senza motivo a ignari cittadini da parte di ragazzi. L'ultima, quella subita mercoledì notte da un trentenne dipendente di un supermercato del centro, aggredito a pochi passi da Campo San Polo da una decina di giovani, minorenni e maggiorenni. L'uomo ha riportato la frattura di un braccio e varie contusioni. Gli sarebbe potuto andare molto peggio se durante l'assalto, subito a pugni e calci, non avesse avuto l'intuizione di gettarsi in acqua, limitando i danni. La baby gang è tornata, nonostante i 14 provvedimenti assegnati, in attesa di quelli della magistratura. 15 gli episodi di violenza accaduti tra centro storico e terraferma negli ultimi mesi. Le pene sui minorenni purtroppo non esistono ancora. Se ne mettessero qualcuno sarebbe meglio. Più che preoccupato è una cosa un po' vergognosa perché non dovrebbero succedere questi fatti. C'è pugno duro dappertutto, militare soprattutto anche. Penso. Fargli fare anche un po' di servizio. Un po' di servizio militare non sarebbe male. Sentiamo di queste cose un po' in tutta Italia, però Venezia è una città relativamente piccola e io penso che la città possa essere in qualche modo vigilata meglio. Non si può più vivere a Venezia. Basta, le dico solo questo. Ma di giorno magari? Sì, di giorno è tutto ok, ma di sera non si può più vivere. Cosa ci sarebbe bisogno? Guardi, mi lasci perdere. Ancora a Venezia dove il questore ha disposto la chiusura della discoteca Molo 5 di Marghera per 30 giorni. La decisione arriva dopo che, lo ricorderete, una ragazza nei giorni scorsi ha denunciato di essere stata violentata da un giovane conosciuto nel locale, lo stesso dove in precedenza si erano verificati altri gravi episodi. Il provvedimento rafforza dunque la linea dura dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza per chi non garantisce sicurezza nei luoghi dove si radunano i giovani. E di sicurezza ha parlato il questore di Venezia, giunto da poco, come sappiamo, in città, in una visita negli studi della nostra emittente di studi veneziani, parlando anche con il direttore Luigi Bacialli.
Buonasera. Buonasera. Grazie. È un onore per noi assolutamente. Visita del questore di Venezia Maurizio Masciopinto, da poco insediatosi in città, negli studi della nostra redazione a Marghera per incontrare il direttore Luigi Bacialli. L'importanza della comunicazione rispetto a chi, come la Polizia di Stato, la Questura, fornisce un servizio ai cittadini. Naturalmente la sicurezza per la quale andiamo a lavorare non raggiungerà mai i suoi obiettivi se non in sinergia con una corretta comunicazione nei confronti dei cittadini. Quindi il rapporto con voi e con gli organi di informazione è un rapporto strategico. Come va la penetrazione territoriale? Molto bene, molto bene perché è un mezzo di cioè i contatti che noi valutiamo in base all'audito sono quelli. Secondo il questore la sinergia tra i vari attori è fondamentale, in questo caso sicurezza, informazione e cittadini. Crea un sistema importantissimo che deve aiutare a uscire da quella cultura dell'emergenza in alcuni territori come questi, dove il turismo e la movimentazione di gente non è un fatto straordinario ma è un fatto ordinario, e quindi anche la gestione di alcuni fenomeni non deve più rappresentare un'emergenza ma un sistema integrato con tutto quello che avviene sul territorio al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza per i cittadini. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, il telegiornale del Veneto, e allora a meno 2 giorni alle elezioni europee e in corsa alle europee c'è anche il popolo della famiglia. Una serie di iniziative a favore della donna per risolvere il problema della denatalità tra i punti cardine del programma elettorale del Popolo della Famiglia in corsa per le europee. Vogliamo estendere il reddito di maternità, proposta di legge di iniziativa popolare, all'Europa intera. Risparmiamo su altri sprechi e diamo i soldi alle mamme che diventano lavoratrici. Noi abbiamo un nuovo concetto, la mamma lavoratrice, non la mamma punto. La mamma è una donna che lavora, perché tirare su un figlio è comunque faticoso, sicuramente un lavoro pieno di amore, ma è un lavoro e noi vogliamo riconoscerlo. Oltre alla denatalità, problema cardine che affligge l'Italia e l'Europa intera, vorremmo dare questo sostegno alle donne per tirare su non solo la società europea, ma ogni singola donna che desidera fare un bambino. Un movimento politico che si chiama fuori da una campagna elettorale spesso dai toni urlati. Non amiamo questi toni così sferzanti e sprezzanti verso il prossimo. Noi vogliamo costruire e non distruggere, motivo per il quale non abbiamo mai attaccato nessuno né offeso nessuno. Lancio un appello, se mi vogliono ascoltare, imparate da noi, non offendete l'avversario, proponete qualcosa di buono e vi seguiranno. Sul tema caldo dell'immigrazione, questa la proposta del Popolo della Famiglia. Degli accordi fra stati, delle quote predisposte dove chi vuole emigrare ha la possibilità di farlo senza rischiare la vita e con un lavoro certo da trovare nel nuovo Stato. Di nuovo in diretta e di nuovo a Venezia con l'artista Banksy che torna a far parlare di sé ormai da giorni dopo la cacciata da San Marco, adesso un invito anche in municipio e intanto viene rivendicato un graffito dall'artista. Banksy arriva a Venezia, Banksy viene allontanato da Piazza San Marco, Banksy viene invitato dal sindaco in municipio. In attesa di questo incontro ufficiale emerge che il graffito comparso a San Pantalon una settimana fa, intitolato Naufrago bambino, con un piccolo profugo ritratto con il giubbotto salvagente e in mano un fumogeno, è opera sua. Continua a far discutere invece quanto gli sarebbe capitato durante l'esposizione non autorizzata in Piazza San Marco dell'installazione mobile intitolata Venice in Oil, un quadro scomposto raffigurante una grande nave da crociera. Sono intervenuti i vigili per verificare che fosse autorizzato, non lo era e lo hanno invitato ad andarsene. Giusto allontanare un artista da una città come Venezia o si poteva essere più tolleranti? Mi penso che l'artista doveva saperlo che in Piazza San Marco ti c'appia multa, doveva saperlo. Ecco. Io ritengo che non sia stata fatta una mossa proprio azzeccata. L'arte è un'espressione libera, è un'espressione gratuita, è gratis, le persone sono libere di vedere le esposizioni degli artisti e mi pare che la mossa sia stata errata, sbagliata. Diciamo che alla provocazione si è risposto in modo ottuso, mettiamola così, secondo me. Non c'è spazio per le provocazioni, mi pare di capire.
Assolutamente non in una città che si sta vendendo completamente al mercato sicuramente. Un artista, come ti fa a dire? Tutti sei artisti, se ti vado in giro e tutti artisti qua. Va. Alessio Lacchina del Partito Comunista e Fausto Pozzobon della Sinistra a 20:10 questa sera dopo il telegiornale di Treviso. E adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Nella giornata di sabato 25 maggio il tempo risulterà lievemente instabile in alcuni settori delle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito con l'aiuto della grafica. Sul Veneto il cielo sarà a tratti coperto con qualche rovescio sul Bellunese e sui settori più occidentali. Altrove invece si manterrà in genere più asciutto. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime gradevoli tra 19 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà in genere buono con ampio soleggiamento, salvo per qualche annuvolamento entro la serata sui monti dell'Udinese, anche con dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 19 e 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà invece spiccatamente instabile, con temporali un po' dappertutto e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 21 gradi. Dalle meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.